ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. L'ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, attualmente deputato regionale, sarebbe indagato per reati ambientali in merito alla gestione dello smaltimento dei rifiuti nella città dello Stretto. L'ex candidato alla presidenza della regione siciliana non sarebbe l'unico su cui graverebbero le accuse, sembrano far parte infatti della lista degli indagati anche l'ex assessore comunale all'ambiente Daphne Musolino e l'ex presidente di Messina Servizi Pippo Lombardo. Mattinata di incidenti stradali a Palermo, il primo sinistro è avvenuto in viale Regione Siciliana all'altezza della rotonda dell'ex motel Agip. A entrare in collisione sarebbero stati un'auto e uno scooter, rispettivamente una Mini Cooper e un Piaggio Liberty. Il bilancio è di un ferito. Un altro incidente si è verificato invece in via Libertà, all'incrocio con via Notabartolo. A scontrarsi sono stati un'auto delle Poste e uno scooter. Un uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Sofia. È stato ritrovato Samuele Cimino, il 28enne originario di Caltagirone, in provincia di Catania, di cui da settimane non si avevano più tracce. Non avendo sue notizie dal 21 ottobre, i parenti avevano deciso di rivolgersi alla trasmissione Chi l'ha visto, dove è stato lanciato l'appello della sua scomparsa. A distanza di 20 giorni di ricerche, il giovane si è messo in contatto con la famiglia, a cui ha fatto sapere di stare bene. A comunicare il suo ritrovamento è stata la sorella, che ha pubblicato su Facebook un post di ringraziamento. Via alla gara per la nuova piazza che prenderà il posto dell'ex ospedale Santa Marta a Catania. Il Dipartimento regionale tecnico, attraverso il Genio Civile Etneo, ha pubblicato il bando per affidare i lavori di realizzazione del nuovo spazio urbano nell'area lasciata libera dopo la demolizione del presidio sanitario dismesso. Le offerte dovranno essere presentate entro il 30 novembre, mentre il 6 dicembre è prevista l'apertura delle buste. L'intervento ha un costo complessivo di 1,7 milioni di euro. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10. Buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.